In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Elezioni amministrative, coalizioni in alto mare. La data delle elezioni amministrative è ormai pressoché certa, si vota l'8 e il 9 giugno in contemporanea con le elezioni europee. Vanno al voto 36 comuni siciliani su 391 per oltre 480.000 abitanti. 8 comuni superiori ai 15.000 abitanti vanno al voto con il sistema proporzionale, i 28 comuni inferiori ai 15.000 abitanti vanno invece al voto con il sistema maggioritario. Pochissimi gli accordi di coalizione, la coincidenza fra 2 elezioni farà sì che i risultati delle amministrative saranno coperti da quelli delle europee, ma i rapporti di forza tra i partiti dipenderanno anche da queste. Sindacato Carabinieri Sicilia, basta delegittimazione. A proposito degli scontri e delle violenze di alcune manifestazioni, interviene il nuovo sindacato dei Carabinieri. In Italia, dice il sindacato, è in atto una grave delegittimazione dell'operato delle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi, proseguono, a Palermo la polizia municipale è stata oggetto di una vergognosa aggressione. A Catania i colleghi della polizia sono stati vilmente aggrediti mentre era in corso un tentativo di assalto a un McDonald's. Colpire donne e uomini che indossano divise, uniformi e camici sanitari significa colpire lo Stato. Ringraziamo, concludono, il Presidente del Consiglio dei Ministri per aver chiesto il sostegno di tutte le istituzioni a favore di chi rischia ogni giorno la propria incolumità in nome della sicurezza e del benessere dei cittadini. ZES unica, al via lo sportello digitale. Attivo lo sportello unico digitale per le attività produttive nella zona economica speciale. La ZES comprende circa 2.550 comuni di 8 regioni del sud Italia. Lo sportello è operativo per tutti i territori facenti parte della ZES unica e rappresenta l'interfaccia per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica rivolto ai progetti imprenditoriali di nuovi investimenti o riguardanti lo sviluppo di impresa che siano localizzati nel Mezzogiorno. Terzo mandato sindaci fino a 15.000 abitanti. Introdurre anche in Sicilia, come nel resto d'Italia in tempo per le prossime amministrative, la possibilità di espletare il terzo mandato per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Questa è la richiesta dell'ANCI Sicilia, che chiede al Parlamento regionale di procedere in tempi brevi all'approvazione della norma anche nell'isola. SAS, stabilizzazione dei lavoratori ex PIP. La Giunta regionale ha approvato il nuovo piano industriale della società SAS, che prevede la possibilità di assumere nuovo personale nell'ottica dell'assorbimento del precariato storico regionale. E adesso il turno delle stabilizzazioni dei 1.166 lavoratori del bacino ex PIP, emergenza Palermo. A curare l'iter sarà l'assessorato all'economia. Il processo di stabilizzazione dovrebbe concludersi entro il 2 aprile. Ospedale Siracusa, 100 milioni dal governo Schifani. Dal governo Schifani via libera al finanziamento dei 100 milioni per l'ospedale di Siracusa, che si aggiunge ai 200 milioni già stanziati in precedenza. Stiamo mantenendo l'impegno con la comunità aretusea, ha detto Schifani. Per l'ulteriore copertura della parte restante, 47 milioni, le soluzioni ipotizzate sono il ribasso d'asta, un progetto di finanza per i servizi, parcheggi, mense, lavanderia, servizi commerciali e ristorazione o risorse proprie dell'azienda sanitaria. In esito alla delibera si potrà procedere alla gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.